Bentrovati anche per questa settimana per il consueto appuntamento con il calcio professionistico siciliano. Siamo quelli che parlano del Catania, del Trapani, parlano anche del Messina, all'interno di un appuntamento che va in onda ogni venerdì, puntuali alle 15:20 in diretta ed in contemporanea anche su Globus Television attraverso la piattaforma HBB TV, sempre del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Puntata importante perché parleremo soprattutto, per buona parte del nostro programma, di questo derby molto infuocato che si svolgerà tra Trapani e Catania. Ne parleremo anche con molti addetti ai lavori, ma soprattutto cercheremo di capire come andrà a finire soprattutto l'ingarbugliata situazione dell'allenatore del Trapani, mentre invece a Catania, grazie al cielo, questa settimana si respira un po' di serenità. Ad accompagnarmi nella puntata odierna il direttore di Globus, Enzo Stroscio. Ciao Enzo, ben trovato. Eccoci qua. Nuova accoppiata. Bella, ma basta che cambia, no? Assolutamente. Basta cambiare, assolutamente. basta cambiare. Sì. Senti Enzo, prima di parlare di calcio dobbiamo dare purtroppo una notizia che è arrivata proprio nelle mattinate, il disastroso terremoto che c'è stato in Asia. È giusto ricordare che c'è stato questo grandissimo evento tellurico molto importante, scala 7.7 della scala Richter. Certo. E quindi altissima, che ha preso la regione della Birmania, Myanmar, e poi anche tra l'altro colpita Thailandia. Un po' di anni fa da un altro terremoto con annesso maremoto con più di 250.000 morti. Non si sa ancora l'effettivo numero delle persone che sono scomparse? Si prevede un gran numero di persone. Allora noi ci abbracciamo tutta questa popolazione ancora una volta. Tanti italiani, specialmente in Thailandia, tanti italiani. È vero. Speriamo che insomma le notizie che arriveranno tra un paio di ore possono essere un po' più positive. Dobbiamo parlare di calcio perché si deve anche parlare di calcio. Certo. E allora guardiamo subito la schermata delle partite di questo weekend importantissimo. Sabato e domenica ci saranno degli incontri, probabilmente clou, li possiamo già inquadrare nella schermata. Si giocherà Crotone Latina, Messina Altamura, Picerno Sorrento, Casertana Foggia, Cerignola Monopoli, Trapani Catania, Potenza Giuliano ed infine Avellino Benevento. Cavese e Juventus Next Generation, come tutti ben sanno, riposeranno perché finalmente, oserei dire, e poi su questo voglio sentire anche il tuo parere, finalmente Taranto e Turris insomma hanno lasciato questa categoria. Guardiamo anche la classifica perché partiamo da una 14ª giornata certamente molto interessante dove c'è la conferma in questo momento di questo Avellino che, seppur soffrendo, vince una partita difficilissima con il Potenza e vola attualmente al primo posto con 60 punti, con 58 il Cerignola, con 53 il Monopoli, 48 Crotone, 46 Benevento, 44 Catania e Potenza, 41 Picerno, 38 Cavese, Juventus Next Generation e Giuliano, con 34 Altamura, 32 punti per Trapani e Sorrento, 30 per il Foggia, 28 per il Latina, con 22 la Casertana, chiude all'ultimo posto il Messina con 16 punti. Allora, iniziamo subito a parlare del Catania, sigletta, e poi voglio sentire il parere anche del direttore. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Catania che giocherà a Trapani. Nel frattempo possiamo già vedere anche le belle immagini di una partita che secondo me non è stata brutta, quella contro il Crotone. Partiamo da qui. Crotone che comunque qui a Catania ha fatto una bella figura, ma anche il Catania non mi è dispiaciuto. Allora, e forse è mancato solo il gol. È mancato il gol, poteva essere il gol da tutte e due le parti. Certo. Il Crotone è venuta preparata, come squadra atleticamente preparata, infatti si è visto che subito ha conquistato il centrocampo. È vero. Anche se ha schierato un 4 di difesa, ma erano 3 e tutti 30 metri più avanti che hanno conquistato il centrocampo e hanno fatto più gioco. Infatti quello è stato il momento in cui il Catania ha sofferto un po' di più, però poi ci ha preso le contromisure la squadra di Toscana. Soprattutto con una grande difesa che ha tenuto lontano i 2 o 3 giocatori, perché ha schierato anche 4 attaccanti. È vero. Beh, volevano la vittoria entrambi. Sono venuti per vincere comunque il Crotone. Ma ci può anche stare, sai meglio di me che ormai a
a questo punto della stagione un risultato positivo in casa del Catania ti fa saltare anche parecchie posizioni in classifica, Ma no? soprattutto perché il Catania ha fatto un piccolo passettino in avanti, non perdendo per l'ennesima volta, e questo è importante, ma l'altro passo ce l'ha regalato il Potenza, che si è fermato con un'altra partita similare un po' a quella del Catania, rocambolesca contro l'Avellino. rigore non dato al Catania, rigore non dato al Potenza, insomma siamo lì in una situazione arbitrale. Ma nelle ultime giornate, caro Enzo, queste ne cose succederanno tutti i succedono colori, e ancora non è finito il soprattutto campionato. Cerignola Monopoli sarà l'ago della bilancia. E si del giocherà tra l'altro campionato. proprio questa domenica, quindi Certo, a certo. dimostrazione che veramente ogni partita adesso diventa partita importantissima. Cosa ti è piaciuto però in modo particolare del Catania contro il Crotone? La Cioè, tenacia, tenacia. la forza di prendere il risultato, che tra l'altro poi meritavamo qualora uno ha i punti, no? Perché più azioni da gol. Le ha fatte il Catania, Le ha fatte il effettivamente. Catania, con quella di Quaini che non so lì come ha un Beh, lì ha metro fatto un miracolo anche il portiere, eh? Sì, ma a 1 metro dalla porta, tu hai 9 metri davanti, insomma. Ma sono attimi, Enzo, E poi sono attimi. la scivolata di Stoppa, che chiaramente ha graziato, ha un portiere bravo comunque, anche Sì, se sì, non è il un portiere 2002 titolare, tra l'altro, abbastanza non è il giovane. portiere titolare, è il portiere del Crotone, ma ha fatto la sua bella partita. Quindi prendiamo da questa partita contro il Crotone questa tenacia. Sarà sufficiente per la partita contro il Trapani? Perché forse lì ci saranno altri fattori. Ci forse. sarà un torrente in piena. Ah, bella, mi piace, un torrente in piena. Poi quando parleremo specificatamente proprio di torrente, perché il fatto che non si voglia dimettere, insomma, No, mi fa pensare. vuole battere il Catania e poi Sì, dopo si vede. ma non credo proprio che sarà talmente facile battere il Catania in questo momento. Questo Catania che, come hai detto bene tu, ha messo da qualche settimana più tenacia. Il pareggio col Crotone, secondo me ce lo dobbiamo tenere stretto. E anche seguito di altre partite dove si è visto che, insomma, quando il Catania ha voluto giocare e ha giocato col pressing alto Sì. e aveva un po' più di fiato, perché purtroppo il problema del fiato, e ricordiamo anche che abbiamo un new entry che faceva parte già del discorso Il nuovo responsabile Colombino, tecnico. sì, che non è un responsabile tecnico, si associa ad Andrea Nocera come preparazione atletica, praticamente era in casa, già era pagato perché faceva parte dello team di Lucarelli, Sì. quindi ce la siamo trovati in casa e lo hanno preso per dare una immagine diversa alla preparazione atletica, perché è stata per certi aspetti carente. Questo ci fa ben sperare, perché forse ci si è resi conto che a questo punto la preparazione atletica potrebbe diventare il 12° fattore importante per poter eventualmente fare bella figura anche nei playoff. Lo è, lo è. Lo è, sei Lo è. d'accordo. Allora, sentiamo invece a questo punto anche mister Toscano al termine di questo pareggio 0-0 con il Crotone. Giustamente il direttore sottolineava questa bella tenacia e anche lui ho l'impressione che abbia un po' cambiato modo di presentarsi anche verso i giornalisti. Anche lui, secondo me, ha messo più tenacia. Tutte le squadre non possono fare a meno dei loro attaccanti più forti. Noi siamo abituati a lavorare nelle emergenze di reparto o di squadra e questo ci ha fortificato, perché oggi l'assenza di Inglese, l'assenza di Montalto all'ultimo minuto nel riscaldamento, l'assenza di Dalmonte, per noi sono giocatori importanti, però la squadra ha fatto una partita di livello contro una squadra di livello. Ti devi dare più consapevolezza, perché poi quando saremo tutti il nostro livello secondo me crescerà ancora. Rispetto alle ultime partite in casa, secondo me questa squadra è cresciuta. Togliendo la partita con il Cerignola, dove siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti, questa squadra è sempre andata in crescendo, recuperando i giocatori che avevamo bisogno, alzando il livello degli allenamenti e della competizione, perché poi questo ti fa crescere. A volte inconsciamente, quando un calciatore è sicuro di giocare, magari si gestisce durante la settimana e lo paga la domenica, cosa che non dovrebbe succedere. Oggi nessuno se lo può permettere, perché tutti vogliono giocare, tutti vogliono dare il loro contributo, e così le prestazioni si alzano di livello, come quella di oggi, come quella di domenica, ma ripeto, da 6-7 partite che la squadra è in crescendo continuo. Per quanto riguarda Dalmonte, la stessa situazione che qualche settimana fa abbiamo avuto con Anastasio. È stata una forte contrattura,
Potevamo anche rischiarlo uno spezzone di partita, ma oggi possiamo anche non rischiare certe situazioni che prima dovevamo rischiare. Quindi probabilmente la settimana prossima sarà a disposizione. Questa tenacia di Domenico Toscano ci piace. Anche perché adesso comincia a parlare meglio, cioè comincia a parlare e dà responsabilità un po' più tecniche, diciamo. Si sta assumendo anche lui un po' più di responsabilità. Quando lui ha detto alla conferenza stampa ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e se la parte tecnica, la parte di preparazione atletica e medica deve parlare, che parlino loro. Giusto, perché non giusto. tocca a me, perché a me mi dicono una cosa e poi magari nel campo io mi accorgo di un'altra cosa. È stato spesso e volentieri mandato allo sbaraglio in alcune conferenze con alcuni stampe. giocatori, per cui se lui non è sicuro i giocatori non li mette, cosa che è successo con Montalto come abbiamo sentito e con Dal Monte, perché dalla sera alla mattina questi due giocatori sono missing, sono scomparsi. Invece per quanto riguarda il probabile ritorno di Inglese, io ho l'impressione che si stiano prendendo i tempi giusti in prospettiva playoff. Allora ci sono due giocatori che hanno dato veramente tantissimo, che sono Gimenez e Inglese. Sì. Inglese era arrivato all'osso. Anche perché aveva giocato tutte le partite. Tutte le partite, ma soprattutto giocava non da fermo, ma giocava spostandosi, facendo Grande in modo tale movimento, da far grande entrare movimento. qualche altro giocatore nell'area dell'avversario, ovviamente, andava a prendersi le palle e quindi... Giocava ovviamente, molto per la squadra. Giocava molto per la squadra, il fiato è quello, l'età è quella, quindi era arrivata a uno stress. Diciamo che gli stiamo facendo ricaricare le batterie in prospettiva playoff? Sarebbe una cosa Lo pensiamo buona. solamente noi oppure lo pensa secondo me anche Toscano? Anche Toscano. Noi siamo contenti perché potrebbe essere veramente il giocatore che ci può fare la differenza, anche se Lunetta non sta andando per niente Ma male. ti dirò di più, Gimenez e Lunetta hanno giocato bene. E soprattutto quando Stoppa ha dato un po' più di respiro a Gimenez, perché Gimenez aveva sempre 3 giocatori nelle ultime partite Sì, addosso, perché faceva perché lo numeri. sanno, faceva i numeri, quindi allargandosi un po' il gioco Gimenez può un po' svariare. Allora con questi due giocatori e Lunetta e poi la punta, Certo. il Catania potrebbe essere un Catania propositivo in attacco e non solo di contenimento, perché Giusto. al centrocampo si vince la partita. Ah, sicuramente a Trapani soprattutto sarà il centrocampo la zona più importante. Abbiamo intravisto un po' di pubblico trapanese, ma è un pubblico trapanese di qualche anno fa, 2014, perché diciamo che la partita Trapani-Catania ha una storicità considerevole. Nel frattempo possiamo già vedere di nuovo queste immagini perché riguardano la partita appunto che si giocò in Serie B, dove il Catania pareggiò 2-2 con una doppietta di un giocatore che insomma è stato croce e delizia a Catania. Sebastian Leto, che è un giocatore che aveva una possenza fisica. Sì, è vero. Era un giocatore che insomma atleticamente esperienza anche era internazionale, forte, con la sua esperienza internazionale. Però ovviamente ogni giocatore deve trovarsi nella squadra dove milita e dove deve dare poi Abbiamo visto il anche tutto. Pulvirenti, ancora presidente di quel Catania 2014-2015, questo è il vantaggio del Trapani, poi c'è il pareggio di Leto anche, e poi il raddoppio del Trapani e poi a sua volta ancora Leto che pareggia 2-2. È la dimostrazione che il derby è veramente un terno all'otto. A questo punto, secondo te, sarà una partita che si giocherà a scacchi oppure il Catania punterà solo alla vittoria? Stesso discorso per il Trapani. Allora, presupposto importante che non ci saranno i tifosi del Catania. Questa è una Perché cosa sbagliatissima. Non hanno fatto l'autostrada per Trapani via Agrigento. Appena faranno l'autostrada via Agrigento, i tifosi potranno andare a Trapani perché Palermo, a quanto pare, lo daranno alla Calabria. Ah, addirittura, sì, c'è il discorso che se prendi l'autostrada per Trapani puoi prendere quella per Palermo. Una buffonata. È una buffonata. È una buffonata. Io parto sempre dall'idea che le partite debbono avere i loro tifosi, è un problema di ordine pubblico, allora tu, ordine pubblico, ti organizzi per tenere a bada i tifosi avversari e i tifosi di casa. Cioè, basta soltanto organizzarsi, e che spesso e volentieri molti se ne lavano le mani. Nella vita si dice se non ce la fai ti arrendi. Bravo. Se la questura o le questure non riescono a mettersi d'accordo, o dicono qual è il motivo e non si inventano chissà che cosa, o se no vanno incontro a quelle che sono le esigenze. Le esigenze poi alla fine non è che poi ci vogliono i carri armati per scortare 2 o 3 pullman. No, anche perché ci dispiace proprio, sarà uno spettacolo talmente importante anche per la classifica che non vedere, insomma,
anche i tifosi partecipare, è brutto. Avevo proposto illo tempore nelle riunioni che abbiamo fatto con la società di Catania Sì? di creare un pabulum di afflato con Palermo, con Messina, con Siracusa, facendo delle riunioni Per tra cercare di presidenti, appianare. esatto, e invitando poi anche le tifoserie, i responsabili delle Sì. tifoserie, ammesso che ci siano dei responsabili, proprio perché si deve arrivare a un punto tale da smetterla. Saremo pronti per questo? Smetterla e soprattutto far smettere i commissari di campo anche nelle allegorie o nei lazzi di andare a vedere la partita solo semplicemente per fare soldi e cassa per la Lega. Perché Vabbè. io la penso in questo modo, non puoi tu penalizzare una squadra Mi vedi d'accordo assolutamente. a 10.000, 15.000 euro solo perché c'è il lazzo classico, È vero. che non è violenza, è solo un lazzo È storico. vero, è vero. Voglio chiudere la parentesi sul calcio Catania perché proprio domenica, in occasione del ricordo di Stefania Sberna, è stata consegnata proprio al giocatore Jimenez questa targa, evento che si rinnova annualmente. Abbiamo anche delle immagini su questo momento anche toccante, perché sappiamo benissimo quanto è stata importante. Stefania, nostra amica, nostra Sì, collega, lo molte so. volte è stata qua. È Lei vero, è è vero. l'emblema del sorriso Donna rosso-azzurro. meravigliosa, dal sorriso splendente sempre. La targa è stata data a Jimenez, Sì. meritevole. Certo. L'abbiamo dato a tanti altri atleti, ma Jimenez quest'anno credo che la merita. Assolutamente, Ne ricordo, condivido. ricordiamo che noi abbiamo anche intestato come Ussi alla tribuna stampa, Sì. proprio a Stefania Sberna, Sì, è vero. proprio perché C'è una targa che immortala il questa. suo grido per il Catania assegnato È vero, è vero, è vero. è nei nostri cuori sempre. Noi chiaramente abbracciamo tutta la famiglia di Stefania, Certo, di perché il Salvo e ricordo le è figlie, ancora, sì, è sì. ancora vivo. Ci dobbiamo fermare, abbiamo una pausa pubblicitaria, ma non vi preoccupate perché continueremo a parlare di Trapani e Catania, perché parleremo del Trapani. Ma parliamo del Catania. Ma parleremo anche del Catania. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siete con Stadium Sicilia, raccontiamo il weekend delle squadre professionistiche, Catania, Trapani e Messina. Catania e Trapani che scenderanno in campo per questo derby infuocato. Pertanto apriamo a questo punto le nostre porte, soprattutto per gli amici di Trapani. Quinta sconfitta consecutiva, Torrente che non molla. Voglio sentire la tua, ma è mai possibile che un allenatore cosciente che non sta andando bene vuole rimanere ancorato sulla sua poltrona, sulla sua panchina? Tutte le acque dei fiumi portano al mare e Torrente vuole portare al mare la sua avventura, quello col Catania. È stata tra l'altro mezza fallimentare a Trapani a questo punto, perché a parte l'inizio e la squalifica e l'eliminazione in Coppa, le 5 giornate di campionato ultime sono state disastrose, compresa anche quella contro la Cavese, in vantaggio, espulsione
l'espulsione con Antonini che insomma è Su tutte le diventato furie, certo. su tutte le furie, e poi torni da Cava con una sconfitta dove praticamente si è capito che secondo me non c'è quest'unione squadra-mister. Antonini è inferocito, tra l'altro lui ormai è personaggio perché è in tutti i social. Certo. È stato però criticato anche per il basket durante una partita di basket e la gente ormai si vede che non ci sta più. Noi abbiamo visto per esempio questo fallo che ha un gradiente di stupidità 10, ovviamente. Perché se Parliamo del fallo che è costata l'espulsione al giocatore del Trapani? Ovvio. Comunque si è visto che il fallo è proprio di una stupidità unica, Ma sai, macroscopico e davanti a tutti, cioè non è un fallo di furbizia o un fallo, sai, gli fai il colpettino. È un fallo di nervosismo. È di nervosismo, ma è eclatante. Sì, però spesso e volentieri i falli di nervosismo scaturano anche da una situazione di non serenità che ha lui E come quindi giocatore se la e portava come squadra. dietro, Certo, se la portava dietro. E in dietro. campo l'ha manifestata in modo netto. Penalizzando il Trapani. Ovvio, Perché ovvio. insomma a Cava in un campo difficilissimo tu non porti via neanche un punto, tra l'altro passando anche in vantaggio. Questa è la cosa che più ci sorprende. Vedete anche con un gol interessante. Sì, sì, ma il Trapani comunque prima dell'espulsione aveva tenuto molto bene il campo, ho visto la partita e devo dire che mi aspettavo che da un momento all'altro potesse scattare il raddoppio, invece arriva il pareggio. Il pareggio che si poteva evitare. Assolutamente, ovviamente. il giocatore lasciato liberissimo al centro dell'area, guardate guarda qua, proprio, un colpo di testa banale. Sì, banale, è passato anche tra una selva di giocatori, però è la conferma che spesso e volentieri tu prepari la partita in una determinata maniera, poi vai a giocare contro Cava e ti rendi conto che dall'altra parte c'è una grande carica. Sì. Comunque sta di fatto che una partita come quella di Cava bisognava dare un segnale forte in società che non è avvenuto, scatenando soprattutto le ire del presidente Valerio Antonini. Sentiamo le sue parole perché sono molto molto chiare e sono decisamente contro anche in questo momento l'operato di mister Torrente. Vincenzo non vuole andare via. Non vuole andare via. No, io non posso esonerare un quarto allenatore per prenderne o uno che avevo prima come sapete tutti che ho incontrato Sasà in questi giorni, ho parlato con lui e gli ho detto che di tenersi pronto nell'eventualità che fosse precipitata la situazione Torrente, ma io non posso mandare via un quarto allenatore e mettere a stipendio della società una situazione di questo tipo, nonostante evidentemente riprendendo Aronica non ci sarebbe un cambio importante dal punto di vista patrimoniale, perché tanto o pago Torrente o pago Aronica, sono tutte e due già a contratto per quest'anno. Il tema è che evidentemente io voglio anche un'assunzione di responsabilità dell'allenatore. L'allenatore non può dirsi esente da colpe se noi perdiamo tutte le partite che abbiamo perso con lui in panchina. Che poi ci siano anche delle attenuanti, assolutamente sono d'accordo con lui, che evidentemente molti giocatori che sono arrivati indicati da quel fenomeno di Capuano sono stati giocatori che hanno evidentemente portato negatività all'interno della squadra e mi assumo anche qui la responsabilità di quello che sto dicendo e li conosciamo benissimo, li sappiamo benissimo, chi frequenta il campo sa di chi parlo e chiaramente tutto questo sta accelerando un processo di negatività, ha accelerato questo processo di negatività che ha portato alla situazione che viviamo oggi. Quindi lui non si vuole assolutamente dimettere, mi ha detto anzi di dargli l'opportunità di portare la squadra al derby, che lui è convinto di vincere il derby. Io gli ho detto guarda, se questa è la tua sensazione e mi confermi che la squadra è con te, vai avanti, anche perché siamo a 5 giornate alla fine e non credo che ci sia nessun mago Merlino che possa cambiare improvvisamente la situazione. Vediamo quello che succede domenica e in questo momento credo che solamente loro chiusi dentro una stanza con l'allenatore possono tirar fuori qualcosa da questa situazione. È una situazione molto ingarbugliata. Fino a un certo punto, perché, fino a un certo punto, perché secondo me i giochi sono fatti. Se perde non può passare neanche dalla tribuna stampa. Il Torrente si asciuga. Il Torrente si asciuga. Cosa fa? Chiude la stanza, la chiave, li lascia
lì butta la chiave. Certamente... Ma invece, sa cosa ha fatto lui? Ha messo mano al portafoglio, o meno, Sì. e ha preso e compra ancora. E compra ancora, sì, tra l'altro suscitando anche la curiosità di molti addetti ai lavori, perché ha fatto ritornare Kragel, che adesso sentiremo in una breve intervista, e anche Balla. Tra l'altro non si riesce a capire qual è stata la L'articolo scappatoia. 117. C'è stata una scappatoia che ha permesso il tesseramento Di una di questi squadra due giocatori. della Serie D, ovviamente, Certo. perché Kragel giocava Con la Fidelis Andria. sì, sì. È vero, è vero. Allora a questo punto sentiamola proprio l'intervista, perché comunque Oliver ha un grande amore, ovvero Trapani. Olli, bentornato a casa. Grazie, sono felice di essere qua di nuovo. Ci spieghi un pochettino come si è evoluta la trattativa, tra virgolette, del tuo ritorno qua a Trapani? Avevo sempre il contatto con il presidente, questo non lo nego, abbiamo sempre avuto un bel rapporto e adesso alla fine si poteva fare e l'abbiamo fatto. Cosa può dare Oliver Kragel in questo finale di stagione? Io spero innanzitutto un po' di serenità e di divertimento, perché alla fine giochiamo a pallone anche per divertirci, nessuno deve mettere la testa giù, dobbiamo andare avanti, guardare avanti, vincere le partite che ancora sono disponibili, perché ancora non è niente perduto. Ovviamente ci dobbiamo mettere a pedalare e poi vediamo cosa succede. Tra l'altro, Olli, tu arrivi in una settimana importante, domenica c'è il derby, ma è anche l'occasione per festeggiare i 120 anni della società. Sì, io penso che è una bellissima cosa per la città, quindi io mi auguro che la città viene allo stadio come è fatto nel passato, perché ho visto che adesso sono un po' di meno gente allo stadio e spero con questa festa almeno per Trapani vengano più gente possibile allo stadio per vincere insieme questa partita. Diciamolo pure, un attaccante di razza che Ma forse è più che centrocampista che attaccante. è una lui mezza punta, un sì. trequartista, però soprattutto sui calci piazzati percentuale altissima. Torrente è obbligato a schierarlo sin dall'inizio? Non lo so, non credo anche per una questione di bilancio in squadra, dal punto di vista proprio di correttezza, non credo che giocatori pronti per andare in campo, soprattutto in un derby dove comunque c'è anche uno stato d'animo da parte dei giocatori un po' diverso. Ci vogliono degli equilibri. Ci vogliono degli equilibri. E soprattutto noi domani alle 13:30 chiederemo al nostro mister proprio se domani c'è la conferenza stampa del Catania Toscano, se la squadra è pronta per gli equilibri, perché è chiaro che lì sarà attaccata senza pubblico, sarà come dire un po' osteggiata sul campo e ci può anche stare, ma non deve reagire, perché se reagisce Ma poi... questa tenacia che tu hai detto, che ha confermato lo stesso mister, credo che forse è all'esame di maturità nella partita contro il Trapani. La tenacia ha due ordini, la testa e il piede. Bravo, bravo. Speriamo bene, voglio essere assolutamente ottimista. Così come è ottimista anche il nostro Enzo Biondo, il nostro corrispondente da Trapani, lo sentiamo nel suo punto. Trapani-Catania al provinciale, una sfida che normalmente avrebbe riempito gli spalti dello stadio trapanese, ma che quest'anno si porta dietro la negatività di una formazione, quella di casa, in evidente difficoltà. 5 sconfitte consecutive che hanno pregiudicato il cammino verso i playoff, peraltro appesantito per così dire dalle vicende che hanno portato all'esclusione di Taranto e Turris. E contro gli Etnei, che di contro stanno vivendo un buon periodo e che sono pienamente in lotta per i playoff, si chiede alla squadra di Vincenzo Torrente quantomeno una prova d'orgoglio. Non è stata una settimana facile, questo bisogna aggiungerlo, perché alle richieste del presidente Valerio Antonini, che aveva invitato il tecnico a dimettersi, lo stesso ha risposto picche, anzi si è impegnato, ha detto a chiare lettere che la squadra farà di tutto per non solo battere il Catania, ma per riagguantare i playoff. Ovviamente fra il dire e il fare
ne scorre di acqua e dunque dovremo aspettare domenica alle ore 15 quando il provinciale di Jerice Casasanta tornerà ad ospitare una sfida che comunque è stata sempre molto agguerrita, molto intensa e anche molto bella da seguire. Sarà così anche quest'anno? La risposta la sapremo domenica pomeriggio. Sarà una bellissima domenica pomeriggio. E la risposta la diamo noi qui da Globus. Diamola. Perché dalle 14:30 noi saremo già in collegamento con la nostra regia 2 che andrà a Trapani per poterci dare quelle sensazioni anche con i nostri amici da casa con Studio Stadio Live, perché noi trasmetteremo un derby importante in questa fase del campionato, soprattutto alla luce di tutti quelli che sono gli altri risultati. Questa partita sia per il Catania che per il Trapani hanno delle componenti fondamentali. Allora ricordiamo che se volete seguire Studio Stadio con Enzo Stroscio e con l'inviato a Trapani, basta chiaramente andare sul canale 15 del digitale terrestre, tasto verde, oppure piattaforma HBBTV, oppure andare sul nazionale, sul 268 sul nazionale. Insomma, avrete la possibilità di gustare questo bellissimo derby. Su Calcionate i commenti di Casa Rossa Azzurra ci sono tutti i commenti. Stai facendo un po' di pubblicità. Ovvio, Ci se non la faccio io a casa, chi la fa qua? E poi su tutti i nostri social, sull'app internazionale che è Globus Network Italia, dove si può vedere in tempo reale dove sei, si può vedere tutto quello che noi trasmetteremo. Me lo dai questo pronostico secco? Dai, così chiudiamo la parentesi e poi parliamo del Messina. Allora, io ho una lampadina là, che ha 3 luci, che di un nostro caro amico sponsor. Queste 3 luci sono 3 gol. Quindi ci saranno 3 gol in partita, ma non mi dici se le fa il Trapani o il Catania? No, le deve fare il Catania. Le fa il Catania. Allora, in poche parole, il direttore lo ha confermato, pronostico solo per il Catania, addirittura con 3 gol vincenti. Noi incrociamo le dita, con grande rispetto anche nei confronti del Trapani, perché sappiamo che ci seguono. A Trapani faranno la stessa cosa. Sicuramente, certo. Ci fermiamo perché abbiamo un'altra pausa pubblicitaria e poi grande chiusura con il Messina. Ricordiamoci un attimo cosa importante. Sono 2 squadre siciliane e noi dobbiamo voler bene a tutte le squadre siciliane, perché gli atleti che giocano col Catania, col Trapani, con il Pescasseroli, ma sono della Trinagria. Bravo. E quindi anche la gente Strasso siamo gemellati con il pubblico di Trapani, perché a Catania sono venuti. Però insomma ultimamente sai, quella eliminazione in Coppa non è stata molto digerita. Era un'eliminazione programmata. È sbagliata secondo me. Sbagliatissima. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e poi subito il Messina. Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia. A Catania, in via Gabriele D'Annunzio 224. Perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Ultima parte della nostra trasmissione, abbiamo minuti dedicati adesso al calcio Messina, gingolino di sigla. È un Messina che non ti aspetti, perché nel frattempo possono già partire le immagini. Vince in casa del Giuliano, attenzione. Strano. No. Strano, perché il Giuliano ha vinto dappertutto. Ma infatti, quindi voglio dire, è un Messina che non ti aspetti
e conferma che veramente quando c'è la tenacia vera, questi ragazzi stanno dando l'anima per salvare questa squadra. Ma ci sarà una sofferenza a San Filippo, scusami, perché praticamente succederà che il Messina a questo punto è obbligato a vincere, perché deve giocarsi tutto nei playoff. Gioco contro l'Altamura, che insomma non è una squadretta facile. Ma non è una squadretta che non si può vincere. D'altra parte, dopo quello che abbiamo visto a Giuliano, che addirittura è riuscito a fare 3 gol alla squadra campana. E prima aveva fatto altri 3 gol, no? Il Messina. Aveva vinto prima, sì, anche adesso non ricordo con chi, ma veniva già da un'altra vittoria. Quindi è la conferma che spesso e volentieri, quando ci metti quella tenacia giusta, puoi essere ultima in classifica, puoi avere una società che non c'è, perché diciamolo pure, non c'è. Infatti ci chiedevamo in bassa frequenza, ma sta squadra chi la paga? Chi la paga? Cioè chi paga gli stipendi di questa squadra? Perché Schott è andato via, la cordata americana, inglese di colore è scomparsa. Per chiudere la ciliegia sulla torta, sarebbe un dramma se venisse esclusa nelle ultime partite. Il problema è che potrebbe succedere, attenzione, potrebbe succedere. Campionato falsato, falsato e ancora falsato ancora. Però è anche vero che l'allenatore del Messina è un allenatore che ci piace, determinato, ha in pugno la situazione, i ragazzi giocano per lui, ma giocano anche per la città. Guardiamo e sentiamo l'intervista dopo la bella vittoria contro il Giuliano. Noi venerdì abbiamo vinto la partita, perché quello è lo spirito che deve avere una squadra come la nostra, con una tifoseria come la nostra, in una piazza come la nostra. Quello è lo spirito, e Marco Crimi, Davide Petrucci, Pedicillo e tutti gli altri a seguire in barriera a prendere le pallonate sui denti il venerdì. Non so quante squadre lo fanno nelle categorie, e lì si vincono le partite. Quindi poi esiste un dio del calcio che quando vede facciamo gol alla fine, sì, ma il loro portiere, il vostro portiere russo, è stato spettacolare. Ha fatto 4-5 parate incredibili già nel primo tempo e poi anche nel secondo. Però noi siamo andati anche oltre quello, perché non dimentichiamoci che prima del gol del 3-2 abbiamo avuto la palla del 3-2 che ha parato Russo, ha fatto una parata incredibile. Quindi questo è lo spirito che dobbiamo mantenere. Ci siamo avvicinati e noi continuiamo in questo modo. E ora dico una cosa in più, anche se mi dicono di non dirla, ma io invece ci tengo a dirla, per questa città, per questa piazza, per questi tifosi. Ora siamo vicini a delle scadenze e le istituzioni, il sindaco devono accelerare questa roba qua, perché questa è una squadra di una città importantissima. Con tutto il rispetto per le altre squadre che ci sono nei tornei, questa è una squadra di una città importantissima, con una storia importantissima e con dei tifosi incredibili, quasi commoventi per quello che fanno in casa e fuori casa. E quindi le nostre istituzioni e la nostra città ci deve prestare molta attenzione. E i ragazzi lo fanno tutti i giorni sul campo. Il Giuliano è una squadra forte, tra l'altro fatta bene dal direttore e allenata bene da mister Bertotto, perché è una squadra forte che gioca a calcio, che ha idee, che è anche difficile da affrontare. Però noi, grazie allo staff, grazie a tutti quelli che lavorano, l'abbiamo preparata bene. E quindi preparandola bene, chiaramente abbiamo cercato di limitare al massimo le abilità del Giuliano, perché ne ha molte, nei giocatori e anche nel sistema di gioco che adotta, e siamo riusciti a enfatizzare le nostre creando molto. Ma detto ciò, perché non basta ancora quello, ripeto, fatemi parlare di questo. Noi abbiamo persone come la signora Rita, come Cirino, come i nostri dirigenti che non mollano mai. Noi abbiamo persone che lavorano a Messina come il segretario, come il team manager Luca, tutte persone che meritano tanto, e questi giocatori e questi tifosi li rappresentano al meglio. E oggi voglio, perché mi immagino quanto siano felici, io mi immagino oggi quanto siano felici le persone a Messina, e questo ci rende, per una proprietà transitiva, felicissimi di rendere felici le persone. Chiaramente dobbiamo continuare così, chiaramente non dobbiamo arretrare di 1 millimetro, chiaramente dobbiamo riposare e poi pensare alla prossima partita, anche perché il focus per noi del campo è mettere tutte le energie sul campo.
Beh, un allenatore a cui dobbiamo comunque... È un signor allenatore. È un signor allenatore, dobbiamo dare un plauso perché effettivamente ci sta sembrando la persona giusta per Messina, perché ci crede lui, ci crede la squadra, ci crede la città, non ci crede la società perché abbiamo capito che non hanno in questo momento società. Ma dimmi appunto chi è la società. In questo momento non si sa nulla effettivamente chi gestisce Quindi il stanno tutto. giocando con i soldi che hanno messo da parte. Beh, diciamo che ci sono le garanzie soprattutto per gli le stipendi da parte della federazione. Ma c'è l'ultima scadenza, mi pare. Adesso poi ad aprile ci sarà una scadenza, quindi non è escluso, come è successo per il Catania un paio di anni fa, che poi quasi al termine della stagione viene esclusa dal campionato, rifacendo di nuovo disegnare la classifica. Stava arrivando il Latina in casa con una buona forza atletica del Catania pronto per i playoff. È vero, è vero. Bene, allora abbiamo concluso la nostra puntata. Direttore, mi è piaciuta perché insomma, abbiamo parlato di tutto, a dimostrazione che quando si parla di calcio giocato, dobbiamo salutare un linguaggio... Salvo Russo che si sta preparando per Trapani. Si sta preparando praticamente è andato da Colombino. È in fase di conclusione di preparazione atletica. Da Colombino dire per i muscoli, mi raccomando, assieme a Gaetano Iligreggi che pronti per la trasferta i muscoli della macchina di Trapani. Salutiamo anche Vincenzo Lacorte che ritornerà con noi chiaramente. Che ha fatto una capatina a Messina per vedere un po' le situazioni, che tra l'altro sarà allo stadio di Via Grande a vedere giocare il Catania femminile. Sì. E forse faremo anche un collegamento. Chissà. Bene, allora chiudiamo qui la nostra puntata. Grazie ad Enzo Stroscio, appuntamento alla prossima. Noi per quanto ci riguarda rimandiamo il tutto a venerdì prossimo, puntuali 15:20 in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma in contemporanea anche sul canale di Globus Television, sulla piattaforma HBB TV. E noi diamo l'invito invece a domenica per Studio Stadio Live dalle 14:30 già in collegamento su Globus Television in tutti i canali mondiali. Appuntamento insomma con lo sport siciliano da non perdere. Ci vediamo la prossima settimana.